eccoci nuovamente anche quest'oggi, come sempre, insieme per un'ora, sino alle 13:30. E parliamo di argomenti sempre di attualità, sempre di interesse. Questa volta sono due sostanzialmente i temi che andiamo a toccare, ma io direi anche tre, perché poi ci sono tanti progetti in essere. Da un lato parliamo del problema dell'abitazione, della casa, ma in un'ottica diversa da quella che abbiamo affrontato per esempio ieri, ovvero come poter far fronte a quest'onere di carattere economico, quali sono le incombenze principali per le famiglie, quali sono anche gli aiuti di carattere istituzionale che esistono. In questo particolar modo ci rivolgiamo al territorio della provincia di Padova. Ebbene sì, lo so, ci arrivano sempre messaggi, ma perché provincia di Padova? E se la provincia di Padova fa certe iniziative non è colpa mia, e poi viene anche a dircele, a comunicarle, è un dato di fatto. Come dice l'assessore Massimo Giorgetti, ben arrivato qui con noi, assessore alla cultura e al sociale della provincia di Padova. Buongiorno a tutti. Certe cose, rimboccarsi le maniche, si possono fare un po' ovunque, basta appunto rimboccarsi le maniche. Avere la voglia, avere i denari e la creatività. E la creatività, esatto. Parliamo di un'altra iniziativa dove sempre c'è tanta la buona volontà di chi fa parte di un'organizzazione, di un'entità, per attivarsi in progetti sempre di carattere sociale molto importanti. In modo particolare abbiamo qui con noi Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, ben arrivato qui con noi Presidente. Grazie. Che adesso ci racconterà di che cosa si tratta, cos'è Eurointerim, ma già il nome è chiaro, però ci parla del mondo del lavoro. Mondo del lavoro visto in un'ottica diversa, per aiutare, per dare una mano a tutti coloro che effettivamente si trovano in una situazione di impasse, ovvero finiti gli studi o stanno per terminare gli studi, dicono che cosa andrò a fare, o si trovano in una situazione di incertezza lavorativa, di aleatorietà, oppure ancora devono ricollocarsi e quindi dopo una maternità o quant'altro hanno bisogno di una mano. E ricollocarsi e maternità mi avvicina al mondo delle donne, quindi un progetto che aiuta, valorizza le donne nell'ambito del lavoro. Pare strano parlarne nel 2008, ma bisogna ancora insistere su questo argomento, nulla è dato per scontato, e ci sono alcuni elementi che emergeranno nella nostra chiacchierata col Presidente che sono veramente eclatanti, ma anche l'assessore credo che al proposito, occupandosi di sociale, potrà dire tranquillamente la sua. Allora, incominciamo con l'argomento che sta caro un po' a tutti, non solo ai giovani, ai genitori poi dei giovani, ma anche un po' le persone più in là nel tempo. Il progetto Casa, un progetto ormai che è stato avviato da un bel po', però continua ad andare, a funzionare. Sì, continua ad andare. Io volevo cominciare con una battuta. Oggi è una puntata interessantissima perché affrontiamo due delle cose più importanti che ogni persona abbia. Al primo posto metterei l'amore, ma su quello come istituzione non c'entriamo, lasciamo alle sfere degli affetti. Avete fatto qualcosina? Sì, per la crisi familiare, per salvare le famiglie. Salvare l'amore. Anche su quello siamo intervenuti. Il secondo è la preoccupazione del lavoro. E il terzo è quella della casa, insomma, quindi aspetti che in qualche maniera toccano veramente tutti, necessità, angosce, sia per l'entrata nel mondo del lavoro, per la stabilizzazione, per il cercare anche un lavoro oppure trovare il lavoro più appropriato alle proprie competenze, alle proprie soddisfazioni. Lavoro, ma un lavoro che tanti vorrebbero fosse in qualche modo rispondente alle proprie aspettative, alle proprie capacità, a quello che sa fare ed è portato soprattutto a fare. Non è secondo me una cosa utopica per uomini, per donne, per giovani. Bisogna naturalmente avere la possibilità di muoversi e soprattutto avere dei contatti anche giusti, crearseli in qualche modo. Ecco che da lì nasce anche entrare in una realtà lavorativa, assaggiarla, annusarla, no? Sniffare questa realtà lavorativa e dire mi interessa, mi piace l'ambiente oppure no, provo un altro. Quello anche è il discorso, perché no, mettersi in discussione, provare quando anche una persona ha la possibilità di farlo, con queste agenzie di collocamento che sono presenti nel territorio e che danno un certo tipo di opportunità. E poi voi in modo particolare come Eurointerim, Presidente, date anche delle occasioni in più, perché avete organizzato un concorso, dei progetti, insomma vi siete messi anche nell'ambito sociale a rismuovere le cose per sensibilizzare un po' tutti. Sì, sostanzialmente non per togliere nulla all'assessore che fa bene il suo lavoro, ma noi nel nostro piccolo anche cerchiamo di essere interessanti e interessati a quello che ci circonda.
riteniamo che il ruolo delle agenzie debba essere anche questo. Non è il nostro core business magari come può essere la delega dell'assessore in particolar modo, però è un'attività che riteniamo che le agenzie devono fare per consentire a tante persone, a più persone, di trovare opportunità, ma anche di dare indicazioni su come ricollocarsi, su quali sono i loro diritti e i loro doveri. Un po' un'attività sociale. Un po' come quella che esternava adesso l'assessore, che con amore, in fondo il concetto dell'amore ripreso all'inizio è il filo conduttore dell'esternazione dell'assessore, perché è con amore che va incontro a quelle che sono le esigenze della famiglia, e noi crediamo che con amore bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze di coloro che cercano lavoro o che intendono cambiare quello che hanno in possesso. A volte si riesce, a volte non si riesce, questo dipende dagli operatori, dipende dalle condizioni di mercato. Certo è che per quanto ci riguarda riteniamo che vi siano le opportunità, vanno fatte conoscere e bisogna spiegare bene e quindi assumere un ruolo sociale. Come diceva lei poc'anzi in fase di presentazione, noi di fatto fungiamo, cerchiamo di essere interessati al discorso sociale, sosteniamo diverse associazioni, lo facciamo con passione, con cuore, con amore, perché riteniamo che sia giusto che questo avvenga, anche perché, questo bisogna anche dirlo, l'immagine che c'è verso le agenzie di lavoro normalmente non è quella che realmente le agenzie svolgono. Perché purtroppo spesso si parla di precarietà, si parla di sfruttamento dei lavoratori, ecco, tutte cose che non riguardano l'agenzia. L'agenzia fa in modo più moderno quello che un giorno faceva il vecchio ufficio di collocamento, che oggi attraverso gli uffici... insomma, tra lavoratore e l'azienda. E l'azienda. Trade union che prima faceva il vecchio ufficio di collocamento, oggi in maniera egregia fa anche l'ufficio provinciale del lavoro. Ecco, Presidente, una cosa che è importante, forse purtroppo bisogna ripeterlo tante volte ed è dura da mandare giù, però con i maggiori esperti a livello internazionale emergono degli aspetti. Si parla di precariato, in realtà siamo in un contesto sociale mondiale non di lavoro precario, ma di lavoro di variabilità. Quindi di una situazione non di certezza, che vale in tutti i campi, in tutti indiscutibilmente, e lo vediamo in ambito politico, questi cambiamenti, questi stravolgimenti radicali da una parte all'altra, per cui il termine forse precariato non rende un concetto che adesso bisogna interiorizzare anche nelle nostre realtà italiane e europee, che negli Stati Uniti esiste da molto tempo, cioè il lavoro non è una certezza per nessuno. Perché negli Stati Uniti esiste questo concetto, anche il dirigente ai massimi livelli sa che se un semestre non va bene al termine dell'anno prenderà le sue cose e dal 15°, 90° piano andrà da un'altra parte, e così le persone si cambiano di da una città all'altra, dall'est all'ovest degli Stati Uniti. Qui in Italia arriva adesso questo concetto. Guardi, e noi l'abbiamo preso male perché vogliamo le certezze. Guardi, no? Io non so lei quanti lavori abbia cambiato nella sua attività professionale, io ne ho cambiato almeno 3 di importanti, poi quando ero ragazzo facevo il manuale piuttosto che ci siamo arrangiati un po' tutti quanti, quindi si cambia. Lo stesso concetto di lavoro stabile oggi non c'è, anche perché le aziende possono comunque licenziare personale quando riducono o hanno necessità di farlo, soprattutto le aziende con meno di 15 dipendenti non hanno neanche questi obblighi, quindi il concetto di precarietà, ecco, se io dovessi mettere sul piatto della bilancia precarietà e flessibilità, credo che la flessibilità abbia più peso, perché è vero che poi il posto di lavoro offerto non sempre a tempo, può avere uno sbocco a tempo indeterminato, però per la gran parte, almeno nel nostro caso, un 40% di lavoratori che entrano col lavoro flessibile poi restano in azienda. Quindi io ritengo che sul concetto di precarietà forse sarebbe il caso anche di sviscerarlo, vi sono tantissime forme di lavoro, forse molto più precarie di quello del lavoro somministrato che facciamo noi, tipo i CocoPro e altre forme di lavoro, peraltro su circa 2 milioni CocoPro, mentre il lavoro somministrato, i lavoratori in somministrazione sono circa 500-600 mila all'anno. Certo. Quindi ritengo che nell'arco della nostra vita si cambia, si cerca di migliorare, e il lavoro stabile, il lavoro fisso, entrare in un ambito lavorativo pensando di doverci rimanere per tutta la vita credo che sia un'utopia, ma anche per una crescita dell'individuo stesso. E poi diciamola tutta che quando un'azienda trova una persona anche assunta a tempo determinato con il nostro sistema e lo trova gradevole, la trova gradita, la trova interessante, la trova interessata, poi se la tiene. Certo.